Parli pure. Possiamo iniziare? Sì. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Io porto i saluti della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e del Presidente Massimo Zanon. Ringrazio tutti i partecipanti, per uno cito l'assessore Cristiano Corazzari, assessore al territorio della Regione Veneto. L'evento di oggi lo ritengo un evento strategico e fondamentale, quello di presentazione della legge numero 19 del 2021. Una legge che è un primo passo sicuramente verso un settore trainante come quello dell'edilizia, ma un evento molto importante e una legge molto importante perché avvia un percorso ma dà sicuramente un significato a quella che è una particolare e importante attenzione che la Regione Veneto ha posto a questa dinamica che è quella dell'edilizia, ma soprattutto a quello che è un processo ormai essenziale e indispensabile, la sburocratizzazione. E quindi un percorso teso ad agevolare e semplificare il percorso, diciamo, di messa a terra delle attività nel settore edilizio. In questi giorni abbiamo letto tutti quanti quelli che sono i dati delle ricadute e delle poste a terra di quanto riguarda il superbonus. Abbiamo visto che oggi la percentuale delle cantierizzazioni è molto bassa rispetto al percorso. Speriamo, ma mi sembra un fatto ormai acclarato, che il governo prorogherà la validità della norma al 2023. Però oggi noi ascolteremo e vedremo quelli che sono i passi significativi di questa norma, che è, come dicevo, un passaggio importante. Un passaggio importante perché crea anche un percorso psicologico, un'attenzione, quindi un qualche cosa che mette in moto un processo che ha una precisa volontà di rendere sempre più importante, sempre più determinante quelle che sono le ricadute e quindi l'effetto trainante che il settore dell'edilizia rappresenta. E il momento è anche un momento topico particolare, perché tutti sappiamo che in questo particolare momento, va bene, l'incremento dei costi delle materie prime sta creando grosse difficoltà e grosse problematiche a questo settore, perché è un settore trasversale a diverse aree merceologiche. Quindi una semplificazione e quindi una attenzione e quindi una spinta al settore è elemento fondamentale. Quindi un grande ringraziamento al legislatore, va bene, Regione Veneto, che ha posto questa particolare attenzione e ha messo a terra questa norma che quindi mette in moto questo importante evento. Un evento che quindi possiamo riepilogare in questo, agevolare quello che è l'importante e determinante processo della rigenerazione urbana. Un qualche cosa che quindi si concretizza in un contenimento del suolo, un risparmio energetico, ma anche una rivalutazione estetica del nostro territorio, un territorio bello che verrà reso ancora più bello. Quindi un evento molto importante, una legge molto importante, un percorso iniziato che sicuramente proietterà questa regione sempre più avanti, diciamo così, nelle tematiche e nelle semplificazioni, ma anche nelle politiche tese a portare avanti quello che è lo sviluppo economico che è in atto in un settore fondamentale come quello che è edilizia. Quindi un grazie alla Regione, un grazie ai legislatori e a tutti un buon lavoro. Grazie al vicepresidente Gianmichele Gambato e naturalmente un ringraziamento particolare va anche al presidente Massimo Zanon della Camera di Commercio Venezia Rovigo per averci messo a disposizione il supporto tecnico per il webinar e naturalmente per gli spazi della Camera di Commercio di Rovigo. Devo dire abbiamo più di 1000 persone collegate da tutto il Veneto, ragione per cui anche un po' la sintomaticità di un interesse che c'è all'interno degli addetti del settore su questa tematica. Io naturalmente come assessore regionale farò un po' da coordinamento, da coordinatore rispetto a quelli che saranno gli interventi che seguiranno. Devo quindi sottolineare come questa norma questa nuova legge del Veneto Cantiere Veloce rappresenti per noi
sicuramente un momento importante che va nella direzione anche di dare corpo ai contenuti e agli obiettivi dell'impianto legislativo della Regione del Veneto nei termini di quelli che sono dei principi, ovvero la rigenerazione urbana, il contenimento del consumo del suolo e devo sottolineare anche il concetto di un miglioramento dell'edificato esistente, di una riqualificazione edilizia complessiva che per noi rappresenta quindi anche un miglioramento delle nostre città, dei nostri centri urbani, della qualità della vita dei cittadini nell'ottica anche da un punto di vista ambientale di una migliore performance di tutto il patrimonio edilizio da un punto di vista energetico e ambientale. Come diranno poi i relatori, che ringrazio e saluto, abbiamo la Presidente della seconda commissione consigliare che si occupa di urbanistica, la dottoressa Silvia Rizzotto, abbiamo Marco Zecchinato che è stato relatore, consigliere regionale e relatore del progetto di legge in questione in aula. Abbiamo naturalmente il primo firmatario che è il consigliere Stefano Valdegamberi, che naturalmente già nella scorsa legislatura aveva proposto questa legge che poi ha subito tutta una serie di evoluzioni di contenuto anche a fronte del mutamento del quadro normativo nazionale. Naturalmente la parte tecnica è supportata dalla dottoressa Salvina Sist, che è dirigente regionale per quanto riguarda la struttura appunto amministrativa della Giunta regionale in materia di urbanistica. Vorrei sottolineare come, essendoci più di 1000 persone collegate, e molto spesso si tratta, anzi in gran parte, quasi nella totalità, si tratta di portatori di interessi, rappresentanti degli ordini professionali, professionisti, sicuramente ci sarà una necessità anche di un'interlocuzione e di formulare delle richieste di approfondimento e di domande. Io chiederei, essendo impossibile aprire un dibattito sulla piattaforma, io chiederei a fronte poi di quello che sarà il contenuto di questo webinar, di poi formulare per iscritto, mandare alla nostra direzione, poi la dottoressa Sist darà l'indirizzo email, le domande alle quali noi risponderemo sia attraverso le FAQ sia attraverso risposte puntuali, in modo anche per avere da parte nostra un quadro più completo per quelle che possono essere azioni amministrative della Giunta per dare la piena operatività. La legge già si parla di in alcuni casi provvedere ad aspetti di chiarimento e quindi anche con circolari da relazionare con gli enti locali, con i comuni da parte della Regione. Naturalmente questa legge è stata approvata recentemente all'inizio di luglio e ha obiettivo, come dicevo, quello di snellire, accelerare procedimenti e se non tutti i procedimenti, quelli più stringenti, urbanistici ed edilizi, riducendo oneri ed adempimenti per agevolare la rigenerazione e l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente. Questo testo legislativo nasce in rapporto al decreto semplificazioni del governo, voluto per rafforzare le strutture amministrative e accelerare le procedure rispetto al piano nazionale di ripresa e resilienza. Naturalmente durante la pandemia e il lockdown il settore edilizio, come è stato sottolineato dal Presidente Gambato, è stato fortemente colpito e penalizzato, e questo vale per tutto il nostro Paese e in particolare anche per la Regione del Veneto. Le conseguenze, come possiamo ben immaginare, hanno rappresentato un danno a tutta una filiera che è formata da aziende edili, studi professionali, aziende fornitrici di materiali. Questa legge regionale si pone dunque come obiettivo quello di semplificare interventi nel settore edilizio, favorendone così il rilancio e con esso la ripresa economica e produttiva anche della Regione Veneto, in particolare puntando ad agevolare la rigenerazione e l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente. A caratterizzare il provvedimento regionale è naturalmente la variabile tempo. Diviene prioritario e determinante semplificare e garantire tempi più veloci allo scopo di restituire fiducia a chi ancora vuole investire in questo settore, assicurando così occupazione e sviluppo per l'economia veneta. Tenendo anche conto delle misure di sostegno emanate dal governo,
come per esempio il super bonus 110%, il bonus facciate, la legge regionale introduce nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze, delle distanze, limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali orizzontali, con il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termoacustica e di inerzia termica. Inoltre viene consentito ai comuni di valutare la concessione a determinate condizioni dell'occupazione gratuita del suolo pubblico finalizzata alla realizzazione di interventi di isolamento termico delle pareti nel caso di edifici esistenti a confine con spazi pubblici. Questa norma inoltre tenta di risolvere alcune questioni che sono ancora aperte rispetto alla legittimità dei manufatti edilizi, promuovendo altresì la demolizione delle parti abusive oggetto di ordinanze comunali. Infine, per agevolare i comuni nel calcolo del contributo di costruzione, si incarica la Giunta regionale anche affinché predisponga una apposita applicazione informatica. Ecco, questi sono sostanzialmente ed in modo riassuntivo i contenuti della norma. Quello che spero che venga trasmesso è che la Regione ha cercato nell'ambito delle proprie competenze legislative di svolgere un lavoro che va a sostegno del settore, che rappresenta un intervento strutturale e non emergenziale e che naturalmente dia anche un segnale di forte ripresa e ripartenza in un'ottica di un concetto di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di rigenerazione urbana, di sostenibilità ambientale. Per noi sono concetti importanti che vogliamo applicare insieme agli operatori del mondo dell'edilizia, ai professionisti, e non a caso è stato fatto un grande lavoro di confronto proprio per riuscire a costruire una norma che fosse la più compartecipata possibile. Nel chiudere il mio intervento saluto anche le poche persone che sono presenti, perché naturalmente per motivi Covid abbiamo preferito dare spazio a un incontro in via webinar. Sono rappresentanti degli ordini dei consigli professionali di geometri, professionisti, funzionari pubblici, e quindi per noi questo è un segno di interesse che sicuramente ci stimola anche poi a dare pieno corso all'applicazione della norma. Nel chiudere sottolineo come, e do un'informazione, abbiamo anche aperto un bando per le demolizioni di edifici pubblici messo a disposizione di tutti i comuni veneti, che scadrà alla metà di settembre, rispetto al quale invito gli amministratori collegati e i funzionari degli enti pubblici collegati ad avere un'attenzione, perché potrebbe essere anche in un'ottica della rigenerazione urbana e della rinaturalizzazione dei suoli un'ulteriore opportunità. Nel concludere il mio intervento, quindi, io passo la parola al consigliere Valdegamberi, che poi ci dovrà salutare anticipatamente. Grazie, prego Stefano. Buongiorno a tutti, grazie Assessore, intanto complimenti per aver organizzato questo incontro che, visto i partecipanti, credo che sia possa essere, mi auguro, molto utile per tutti gli operatori. E un saluto anche a Gambato, Presidente della Camera di Commercio, che ci ospita in questo luogo. E brevemente vorrei fare un po' una sintesi di come è nata l'idea di questa legge ancora nella precedente legislatura. E così durante il primo lockdown, quando eravamo tutti chiusi in casa e buona parte delle attività economiche erano bloccate, così tra degli amici, tra degli operatori anche tecnici, ci si chiedeva cosa possiamo fare, cosa per poter rimettere in moto, una volta superata questa crisi, questo shock, diciamo, dell'economia, per cercare di sbloccare e rimettere in moto l'economia. E è chiaro a tutti che uno dei settori che diciamo gli studi dicono che hanno un effetto più immediato, che riescono a creare maggiore effetto sull'economia moltiplicatore, è quello dell'edilizia. È chiaro che non si può basare lo sviluppo economico sull'edilizia, però rimette in moto il circolo, poi deve essere accompagnato da riforme strutturali, da tanti altri, dalla riforme nell'ambito dell'istruzione, della formazione. Un contesto economico che sia competitivo richiede tanti fattori, però l'edilizia aiuta a creare un effetto moltiplicatore che gli studi dicono anche arrivare fino a 3-4 volte, e quindi è un modo per risollevare velocemente anche il Paese. Ecco, e quindi uno dei temi che ci siamo posti è quello di dire, bene,
Oggi un problema che c'è nell'edilizia, ma non solo nell'edilizia, nel contesto economico italiano, è quello della lentezza della burocrazia, dei tempi, aggravati ancora di più poi durante il lockdown, perché per smart working e quant'altro, le difficoltà di avere relazioni tra uffici con gli uffici pubblici, eccetera, eccetera. E quindi l'idea era nata di una prima bozza di legge che aveva nel pensiero iniziale l'intenzione di essere una legge straordinaria, quasi in deroga, una cosa che durasse un paio d'anni per poi rientrare nella normalità, e quindi si aveva un po' calcato la mano sulle procedure, una semplificazione che andava abbastanza forte, che era prevista nel primo testo, però era un'azione straordinaria. E questo testo è fatto ora arrivare ancora in commissione, è appena terminato il lockdown, ma ormai era già tempo, si parlava già di elezioni regionali, e nonostante una prima analisi fatta in commissione non si è riusciti ad arrivare all'approvazione e a portarlo in aula. E nel frattempo sono intervenute anche norme nazionali, e quindi questo testo probabilmente è girato anche a Roma, perché alcune delle nostre intenzioni scritte nel testo iniziale sono state recepite poi a livello nazionale, sono diventate legge lo scorso estate, per cui quando l'abbiamo ripreso in mano con la nuova legislatura si è dovuto anche così, siamo partiti dal testo originale, però pur sapendo che c'era da rivedere tante cose che nel frattempo erano superate, e si è voluto dare da subito comunque un'impostazione non rivolta a un arco temporale di 1 o 2 anni, ma una impostazione strutturale. E da lì è nato un grande dibattito all'interno della commissione, coinvolgendo tutti i portatori di interesse, a partire dalle categorie. Insomma, alla fine ne è uscito un testo che sicuramente magari potrebbe essere ancora migliore, avrebbe anche degli altri elementi, ma comunque è un buon testo, e soprattutto in relazione alle sopravvenute iniziative dello Stato per quanto riguarda il super bonus, eccetera, eccetera, può dare delle soluzioni, o almeno degli indirizzi operativi utili per cercare di facilitare diciamo, l'utilizzo anche degli strumenti messi a disposizione dallo Stato. Questo è un testo che non aggiunge un metro quadro, un metro cubo di area edificabile, non interviene sul quantum, ma sui tempi per realizzare, dal tema delle varianti, dal tema delle piccole varianti, dal tema poi soprattutto dell'approvazione dei progetti, e soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del super bonus, l'articolo 7 e 8 sono 3 articoli che possono diventare utili in quel contesto, per dare anche qualche indicazione su qual è lo stato storico dell'edificio, lo stato di legittimità storica, per evitare che non dobbiamo chiedere all'architetto romano che ha progettato l'arena i documenti e i titoli della costruzione dell'arena. Insomma, ci vuole a un certo punto un punto di partenza. Abbiamo cercato come regione di darlo. Mi auguro una cosa, mi auguro che questi nostri indirizzi non vengano poi cassati dallo Stato, ma semmai, come abbiamo auspicato, come anche molti giuristi auspicano, vengono fatti propri, cioè potrebbero essere degli spunti per essere ripresi, magari anche semmai anche migliorati, ma diventare una norma nazionale, perché come voi ben sapete noi normativamente dal punto di vista legislativo agiamo in un quadro, nel contesto di legislazione concorrente, cioè all'interno di una cornice che ci è posta dalla normativa dello Stato, e soprattutto la legge quadro in materia di edilizia è abbastanza si allarga abbastanza, non si limita a fare il quadro come altre leggi, entra anche nei particolari, quindi lascia poco spazio alle regioni e spesso crea una conflittualità, quindi noi dobbiamo per forza muoverci all'interno di quell'involucro che è dato dalla legge quadro. Ecco, quello che auspico è appunto che possa dare un beneficio, perché nel Veneto, dove abbiamo un grandissimo patrimonio edilizio da recuperare, abbiamo veramente da rigenerare, abbiamo delle città veramente una possibilità di fare grandi investimenti, insomma questa legge possa dare il proprio modesto contributo per favorire l'utilizzo delle opportunità messe a disposizione dello Stato nell'ottica del recupero e nell'ottica anche
del risparmio energetico e quindi della qualità dell'ambiente, perché noi sappiamo che se noi sburocratizziamo le procedure edilizie, facilitando il recupero esistente, evitiamo nuove costruzioni e soprattutto creiamo una serie di esternalità positive sull'ambiente date appunto dal fatto, oltre, come diceva prima Gambato, anche l'estetica, migliorare l'estetica, quindi sono effetti paesaggistici, aspetti anche sostanziali, perché andremo a ridurre anche le emissioni in atmosfera. Ecco, quindi io con questo concludo, auspico che questa mattina, a seguito con gli interventi che seguiranno, che poi entreranno più nello specifico in particolare, insomma possiamo avere quei chiarimenti necessari perché tutti gli operatori possano agire con dei punti di sicurezza per raggiungere insieme questi obiettivi che noi tutti ci siamo posti. Ringrazio il consigliere Valdegamberi e passo la parola a Silvia Rizzotto, presidente della seconda commissione consigliare, che ha gestito i lavori della commissione e anche di quelli del sottogruppo di lavoro per la stesura del testo definitivo. Prego Silvia. Sì, grazie. È la seconda commissione che presiedo, che si occupa della tutela del territorio, di fatto ha parecchie difficoltà ad affrontare temi così tecnici proprio per la loro particolarità. In questo caso il collega Valdegamberi ha spiegato un po' l'iter della legge da quando era stata presentata al precedente mandato, nel quale avevamo fatto già un grande lavoro, e in questo mandato è stata ripresentata e rivista. Con le difficoltà di doverci riaggiornare alla normativa nazionale che poi è mutata. Nello stesso tempo anche tenendo conto di tutti gli input e le istanze che sono arrivate anche dai portatori di interessi diffusi, perché abbiamo cercato anche come Commissione di avere il massimo coinvolgimento. Purtroppo il lockdown non ci ha aiutato a poter fare le cose in presenza, quindi abbiamo fatto soltanto con audizioni diciamo cartacee, però in questo tipo di materie io ritengo che siano anche più utili quando ci arrivano anche le cose per iscritto. Quindi tutti gli ordini professionali, le associazioni di categoria, ma anche le province, Città Metropolitana di Venezia, ma anche i comuni più grandi del Veneto, tutti sono stati un po' interessati e coinvolti perché diano anche delle proposte, delle indicazioni, e le abbiamo vagliate tutte. Sulla base di questo poi siamo arrivati ad una concertazione sul testo finale. Ora, io lo so già, lo dico anche già come promessa, che anche quelli collegati, ciascuno di voi se lo poteva scrivere, lo scriveva diverso. La difficoltà che ha anche un presidente di commissione è anche quello di mediare fra tutte le varie istanze e idee, proposte che arrivano, e trovare un punto di incontro che possa avere anche la maggioranza per poi essere approvato. Quindi anche questo è fondamentale, ma soprattutto grazie a un supporto importante che io qua anche ringrazio, che viene dalla struttura tecnica della Giunta, in cui abbiamo anche oggi la dirigente SIST, ma anche la struttura legislativa del Consiglio, che ci è di grande supporto. La legge è entrata in vigore il 3 di luglio, perché è stata approvata il 23 di giugno in Consiglio, poi c'è stata la pubblicazione del BUR e dal 3 luglio produce effetti, quindi è in vigore. Adesso vi sono i classici 60 giorni di tempo che ha a disposizione il Consiglio dei Ministri per fare le sue valutazioni circa un'eventuale impugnativa della legge, cosa insomma sappiamo, tutte le leggi regionali vengono vagliate e spesso anche in forma un po' di preventiva, spesso vengono impugnate, poi si danno dei chiarimenti, spesso si risolve, magari ci vuole un po' di tempo, ma si risolve con un va tutto bene. Penso anche, non so, alla legge 51/2019 sul recupero sottotetti, ce l'avevano impugnata, ma poi alla fine andava benissimo. Ma intanto la legge produce effetti. In questo caso, in questa legge qui, ogni articolo tratta anche di argomenti di fatto diversi, quindi non è che possono magari andare ad attaccarsi su una parolina, su un singolo articolo, ma non è che possono cassare la legge nel suo insieme. Noi siamo abbastanza fiduciosi del risultato finale, comunque poi staremo a vedere. Rispetto al testo iniziale, come è stato accennato, sono stati inseriti anche argomenti nuovi che sono stati presentati, proposti anche da alcune delle istanze pervenute nelle osservazioni, ma alcuni anche da parte nostra come componenti della Commissione, perché diversi di noi hanno fatto anche gli amministratori locali, i sindaci, amministratori locali, quindi conoscono anche abbastanza bene questa materia, oltre ad avere anche dei professionisti tecnici in Commissione. Io penso all'articolo 3 di questa legge, che è andato completamente a riscrivere l'articolo 14 bis della legge 11
2004, quello sulle varianti semplificate al PAT. Questo delle varianti semplificate al PAT l'avevamo inserito proprio nella scorsa legislatura, era una nostra idea, proposta anche questo di iniziativa consiliare, perché riteniamo che alcuni piccoli interventi non necessitano di dover fare tutto l'iter della variante generale. Dopo qualche anno di esperienza e sentendo anche proprio i comuni che ci hanno fatto presente anche le loro difficoltà, abbiamo di fatto di ulteriormente semplificato un po' queste varianti semplificate, togliendo anche il passaggio con la provincia o la città metropolitana. Quindi se si rientra in quelle fattispecie previste per le varianti semplificate al 14 bis, è una procedura pienamente interna al comune con i suoi tempi anche ridotti, in modo da agevolare ancora di più lo snellimento della procedura. E tra queste varianti semplificate abbiamo inserito una nuova fattispecie, richiamando quella che è la nostra legge 14/2017, quella sul contenimento del consumo del suolo, e abbiamo inserito proprio la fattispecie dell'individuazione degli ambiti urbani di rigenerazione soggetti a programmi di rigenerazione urbana sostenibile. Questo perché riteniamo che anche questa può essere una procedura che può andare in maniera molto semplificata, bisogna accelerare questo tipo di interventi e quindi insomma abbiamo inserito e penso che possa essere utile, e anche poi verrà illustrata meglio dall'architetto SIS, possa essere utile molto anche per quello che è stato detto anche del bonus 110%. Poi vi sono anche altre cose di cui noi abbiamo tenuto conto. Allora, intanto devo far sempre presente una cosa anche rispetto alle proposte che ci arrivano dai professionisti, dagli ordini, ma anche dai comuni stessi. Cioè noi non è che possiamo andare a stravolgere il nostro ordinamento, la struttura del nostro ordinamento giuridico regionale. Quindi quello che è stato impostato con la legge 11 del 2004. Quindi i ruoli che hanno i vari enti, la regione, provincia, comuni. E noi abbiamo dato una certa impostazione in questi anni, su questo noi stiamo andando avanti. Quindi o viene scardinata completamente la legge 11 e rivisto completamente il meccanismo regionale di approvazione delle varianti che deve fare cosa, o se no intanto noi dobbiamo stare all'interno di questo quadro. E poi un'altra cosa che vogliamo che sempre di più metteremo in evidenza anche nelle prossime modifiche normative che porteremo avanti, è quello di sostenere sempre di più e agevolare sempre di più i comuni che si sono adeguati alla legge sul contenimento del consumo del suolo. Qua ve ne è un esempio nell'articolo 4 che dopo verrà illustrato, che riguarda e possono applicarlo soltanto i comuni che si sono adeguati alla legge 14/2017. Perché noi vogliamo accelerare, questo è il nostro obiettivo, quello di puntare sempre di più sulla rigenerazione, ridurre il consumo di suolo. Anche l'ultimo rapporto ISPRA della settimana scorsa, devo dire che pur avendo evidenziato che il Veneto continua ad avere una percentuale piuttosto elevata di consumo di suolo, è la seconda regione dopo la Lombardia, ha però messo in evidenza che vi è un rallentamento di consumo di suolo anche in Veneto. Questo è un po' il frutto di un po' gli interventi che stiamo facendo in questi anni. Io dico sempre un po' con un'estrema gradualità, perché alcune deroghe riteniamo ancora di consentirle e pian piano negli anni andremo un po' a ridurre, perché insomma abbiamo l'obiettivo consumo di suolo zero al 2050. Quindi questa è un po' la filosofia che noi abbiamo in commissione, che abbiamo utilizzato anche per approvare questo testo. Nessuna legge è mai perfetta, tutto è perfettibile e ogni input e suggerimento che ci può venire anche a noi componenti della commissione per noi è particolarmente gradito, perché ogni tot anni, ogni legge, secondo me, ha bisogno anche di avere anche un restyling, un riaggiornamento, un adeguamento. Il nostro sogno e obiettivo nel cassetto, lo sa anche l'assessore perché glielo dico sempre, e spero che magari se riusciamo pian piano un po' alla volta a convincere anche i comuni ad adeguarsi tutti, perché abbiamo ancora comuni che hanno ancora il PRG, non hanno ancora il PAT, ne sono una sessantina mi pare, circa, che sono ancora col PRG. E l'obiettivo nostro sarebbe quello, non è che serve sempre che produciamo nuove leggi, serve anche riordinare quelle che abbiamo, quindi un testo unico dell'urbanistica in Veneto penso che sia un obiettivo importante che possiamo porci, ma su questo abbiamo bisogno anche della collaborazione degli enti locali che inizino anche un po' ad adeguarsi alle leggi che abbiamo fatto in modo da partire anche da un punto fermo un po' per tutti. Io ringrazio di questa opportunità, poi lascio insomma la parola anche al collega Zecchinato che è stato il mio collaboratore in commissione, quindi referente
referente in commissione per questo progetto di legge, poi relatore in aula, che è anche un tecnico, oltre che un amministratore, perché ha fatto il sindaco anche lui, e l'ha seguita molto bene. Quindi grazie, poi noi siamo a disposizione, quando arriveranno appunto i quesiti alla struttura, anche di fare insomma le valutazioni e considerazioni del caso e di potervi dare a breve anche delle risposte. Grazie. Grazie alla Presidente Rizzotto che ha iniziato ad entrare nel merito dei contenuti della norma. Come avete potuto vedere dalla schermata, apparirà un indirizzo email al quale possono essere formulati tutti i quesiti. Eccolo, pianificazione territoriale @regione.veneto.it. Naturalmente la tematica è corposa. Io posso dire che accolgo l'invito che mi fa la Presidente Rizzotto, soprattutto anche per cercare di stimolare e incentivare quei piccoli comuni che ancora non si sono dotati del PAT, sono ancora dotati del vecchio PRG. Stiamo lavorando come struttura anche per promuovere una forma di incentivazione, di contribuzione per cercare di favorire e di chiudere questa fase che ormai da molti anni dovrebbe essere stata chiusa. Bene, io passo quindi la parola al relatore della legge, che è il consigliere Marco Zecchinato, che comincerà a entrare nel merito dell'articolato. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie Assessore. Ecco, visto che approfondiremo adesso i vari articoli con la direttrice del settore pianificazione della Regione Veneto, ci suddivideremo gli articoli, per cui alcuni li affronterò io e alcuni li affronterà l'architetto SIST. E per entrare nel merito, l'articolo 1, l'articolo delle finalità, non so se vedono le slide proiettate, altrimenti do lettura intanto dell'articolo 1, che riguarda le finalità. Sostanzialmente sono già state ampiamente, ecco adesso le vedete, sono già state ampiamente affrontate negli interventi precedenti. Sostanzialmente la Regione Veneto, do un attimo lettura per poi fermarmi su alcuni punti fondamentali. La Regione Veneto, al fine di agevolare la rigenerazione e l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente, nonché sostenere la ripresa economica e produttiva della Regione, in particolare del comparto edilizio, nel rispetto della normativa regionale sul contenimento del consumo del suolo, dell'autonomia degli enti locali ed avuto riguardo alla sostenibilità ambientale degli interventi, con la presente legge detta misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, urbanistici ed edilizi. Ecco, qui vorrei focalizzare l'attenzione su alcune parole: rigenerazione, efficientamento, contenimento del consumo del suolo, autonomia degli enti locali e sostenibilità ambientale. L'obiettivo in effetti è quello di rendere, l'obiettivo della legge, di rendere possibili, realizzabili e vantaggiosi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o comunque anche su aree già vocate, come vedremo negli articoli che seguiranno, sempre nel rispetto del PAT, del piano di assetto del territorio, o del PRG per i comuni che non l'hanno ancora, e di criteri generali del piano degli interventi. Infatti questa legge non incide nel piano di assetto del territorio e né nel piano degli interventi, se non appunto con variazioni che però rispettano i criteri generali. Questo secondo noi è il miglior incentivo per contenere il consumo di suolo e migliorare il patrimonio edilizio esistente, con benefici sia di tipo ambientale, economico e anche immobiliare, perché chiaramente in aree riqualificate anche i valori immobiliari chiaramente tendono ad aumentare, quindi si genera anche un incremento di valore. Per passare ai dispositivi più attuativi, passo all'articolo 2, che recita disposizioni attuative dell'articolo 23 del testo unico dell'edilizia. In attuazione dell'articolo 23, comma 1, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 bis, comma 4, del medesimo decreto, si considerano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
gli interventi di nuova costruzione per i quali lo strumento urbanistico generale definisca tutti i seguenti parametri: A. Volume o superficie coperta, B. Altezza massima o numero di piani, C. Distanza minima dai confini, D. Distanza minima dai fabbricati. Ecco, questo articolo innanzitutto, come vedete, recita che fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 bis, comma quarto, vuol dire che nelle zone A, secondo appunto il 380, si continua con il permesso di costruire, altrimenti che il Comune non abbia già individuato con apposita delibera, come previsto dal DPR 380, le zone in cui non è applicabile la SCIA. Però tendenzialmente nelle zone A si attua sempre con permesso di costruire. E noi con questo articolo cosa abbiamo inteso fare? Abbiamo inteso dare uno strumento ai comuni di interpretazione delle cosiddette disposizioni plano-volumetriche, perché spesso è capitato che ci venisse mossa la criticità per cui i comuni non sanno quali disposizioni possono considerare come disposizioni plano-volumetriche. Allora, nel redigere questo articolo, nel discutere questo articolo in commissione, abbiamo tenuto conto che tutti i comuni sono dotati di uno strumento urbanistico, tutti i comuni hanno delle norme tecniche, con gli strumenti più recenti, quindi la maggioranza dei comuni, c'è anche un repertorio normativo, ci sono elaborati grafici specifici, ci sono delle schede specifiche e per cui ci sono una serie di strumenti che ci rendono un po' più facile individuare le disposizioni plani-volumetriche. Perché abbiamo individuato 4 parametri che possono sembrare anche pochi, perché questi 4 parametri, che poi vedete la duplice funzione, ad esempio nel punto A parliamo di volume e superficie coperta, perché parliamo di volume per le residenze e superficie coperta per il produttivo, lo stesso per i punti che seguono. Secondo noi con questi parametri di fatto un ente o comunque un privato sarebbe in grado di individuare un piano volumetrico, nel senso che nel momento in cui ho un volume dato oppure una superficie coperta, ho un'altezza massima o un numero di piani, di fatto riesco virtualmente a costruire il volume che dovrei realizzare. E appunto con le distanze dai confini e le distanze dai fabbricati riesco con questi parametri di fatto ad individuare un massimo inviluppo del fabbricato, per cui a nostro avviso con questi parametri di fatto il Comune individua le previsioni plani volumetriche. Quindi in questo caso prevediamo che si possa utilizzare la SCIA alternativa al permesso di costruire. Chiaramente ecco, anche in queste aree si intende che si disponga delle opere di urbanizzazione. E va inteso anche che nelle aree agricole vige comunque l'articolo 44 della legge 11 2004, legge regionale, dove appunto si disciplina l'attività edilizia in zona agricola. Un discorso diverso, ma anche qui entriamo nel novero delle specificità comunali, perché ogni comune ha un proprio piano e lo ha affrontato secondo i criteri, secondo gli atti di indirizzo regionale, magari in maniera diversa, per cui non è possibile con una legge dare delle definizioni specifiche. Chiaramente poi va calato nella realtà comunale. Abbiamo delle zone, ad esempio le ex zone E4, piuttosto che i nuclei di edificazione diffusa, che anche questi appunto potrebbero già contenere all'interno degli strumenti urbanistici in queste zone dei parametri plano-volumetrici, e per cui lì insomma andrà visto caso per caso. E ecco, oltre a questo, magari non una critica, ma una questione che può essere mossa è il fatto che si può rischiare di perdere di vista anche quello che viene realizzato. Rispetto agli strumenti appunto che ho citato prima, che fanno parte dei piani comunali, piani urbanistici comunali, ricordo che ad esempio nei piani nei comuni che si sono adeguati al PAT e al PI ci sono anche i prontuari per la mitigazione ambientale e qualità architettonica. Adesso appunto i comuni si sono uniformati o si stanno comunque uniformando al regolamento edilizio tipo, quindi con il nuovo REC, per cui abbiamo una serie di strumenti che effettivamente consentono comunque un controllo. È chiaro che solo l'applicazione della legge poi ci farà dire se va bene o se va
magari anche aggiornata o sistemata. E passo la parola all'architetto Siste per l'articolo 3. Grazie consigliere Zecchinato. L'articolo 3, che peraltro comunque ha già anticipato la Presidente Rizzotto, lo leggerei velocemente, ma più che altro per le parti, diciamo, di novità di questo articolo. Nasce come esigenza, innanzitutto questa nasce come esigenza che c'è stata anche suggerita al tavolo tecnico permanente che abbiamo con le 6 province e la città metropolitana come direzione pianificazione, appunto come chiarimento rispetto alla fattispecie delle varianti urbanistiche semplificate. Qua non solo si sono aggiunti e si sono aggiornati le specifiche, gli oggetti delle varianti urbanistiche semplificate, ma si sono anche definite e semplificate i termini e le procedure per l'adozione e l'approvazione, tenendo conto che abbiamo chiarito definitivamente come la variante semplificata al piano di assetto del territorio debba essere solo comunicata alla conclusione del procedimento di approvazione alla provincia di competenza o città metropolitana. Mi corre l'obbligo di fare una premessa. È evidente che questo articolo comunque è rispettoso anche delle altre procedure rispetto alle varianti, al PAT e agli strumenti urbanistici, quindi è necessario naturalmente predisporre anche la richiesta di assoggettabilità a VAS per quanto riguarda queste fattispecie, quindi non sono state fatte salve altre procedure in materia ambientale. La novità di questo articolo è data sicuramente dal punto E, cioè l'individuazione degli ambiti urbani di rigenerazione soggetti a programmi di rigenerazione urbana sostenibile ai sensi dell'articolo 7,1 lettera A della legge regionale 14/2017. Come diceva appunto la Presidente Rizzotto, anche questo è un segno proprio di incentivo rispetto a tutta una serie di attività che ci auguriamo con le 2 leggi 14, quella del 2017 e del 2019, porti a un risultato di una coerente e concreto, anche molto prima, ci si augura, del 2050 per quanto riguarda il contenimento del consumo del suolo. Dopodiché le modifiche, le integrazioni di questa norma sono relative appunto alle tempistiche e quindi il punto 2, le varianti di cui al comma 1, il comma 1 appunto dice la specificità e l'oggetto delle varianti semplificate non possono incidere sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele di cui all'articolo 13,1 lettera B sempre della medesima legge, e non possono comportare modifiche al dimensionamento del piano. In luogo della concertazione di quell'articolo 5, il documento preliminare è inviato anche con modalità elettronico e su supporto informatico ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ferma restando la facoltà del Comune di attivare le forme di partecipazione che ritiene più opportune. Il punto 4, ecco che identifica gli 8 giorni dall'adozione, la variante semplificata è depositata e resa pubblica, secondo appunto le indicazioni che noi abbiamo da disposizioni anche di leggi statali, e naturalmente la conclusione dell'approvazione di queste varianti da parte del Consiglio Comunale. Punto 5, copia integrale della variante semplificata approvata è trasmessa ai soli fini conoscitivi all'ente competente all'approvazione del PAT ed è depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione. È fondamentale aver chiarito anche questo punto, e cioè che l'invio della variante approvata venga fatto all'ente che approva solitamente il PAT, cioè la provincia o la città metropolitana di Venezia, perché si possa creare e possa essere continuamente aggiornata la banca dati rispetto alla
costruzione urbanistica del nostro territorio. La variante diventa efficace 15 giorni dopo la sua pubblicazione e il parere di regolarità tecnica dell'atto di approvazione strumento urbanistico attesta, tra l'altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle presenti procedure semplificate. Con questo va a chiarire tutta una serie di quesiti e di richieste che ci sono stati più volte sottoposti. Passo poi all'articolo 4, che è un po' la novità di questa legge regionale, e cioè i piani attuativi in deroga al piano degli interventi. Questo è un articolo che è stato molto dibattuto in seconda commissione, perché come dicevano i consiglieri che mi hanno preceduto, c'è sempre stato comunque l'attenzione da parte dei consiglieri di, come dire, mantenere l'assetto urbanistico della legge regionale 11/2004, cioè comunque cercare di semplificare delle procedure, dei procedimenti e delle azioni urbanistiche, però sempre con l'attenzione alla norma, diciamo, cardine regionale, che è la legge regionale, che è appunto la numero 11 del 2004. Quindi, dopo le fattispecie che sono già indicate all'articolo 8 bis della legge sui piani attuativi in deroga al piano degli interventi, si è aggiunto questo 8 ter con una specificità che va sempre nella, come dire, nella lunghezza d'onda e strategia dell'amministrazione regionale volta al contenimento del consumo del suolo. E quindi solo e soltanto i comuni che hanno adeguato il proprio strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 13,10 della legge 1417, disposizione del contenimento del consumo del suolo, breve inciso, ogni tanto come direzione noi informiamo l'assessorato e la seconda commissione, tramite la seconda commissione anche i consiglieri regionali, siamo all'incirca sulla una percentuale del 60% dei comuni del Veneto che si sono adeguati alla legge regionale 1417. Teniamo conto che i comuni della regione Veneto sono 563, quindi insomma pian piano attraverso anche i nostri monitoraggi cerchiamo di capire come possiamo anche incentivare questo tipo di attività che è fondamentale. Riprendo il testo. I piani urbanistici attuativi possono prevedere varianti alle previsioni del piano degli interventi, purché in coerenza ed attuazione con gli obiettivi e criteri del piano degli interventi. In tal caso, il piano urbanistico attuativo è adottato, approvato dal Consiglio Comunale con le procedure previste dai commi 3, 4, 5, 6 e 8 della legge regionale. Quindi il PUA, quando anche appunto in deroga al PI, deve necessariamente prevedere contenuti e previsioni che saranno in coerenza ed attuazione con gli obiettivi del PI, e quindi non può essere che il Consiglio Comunale che adotta ed approva questo PUA invariante, proprio al fine di come dire, un controllo comunque anche non solo tecnico fatto dagli uffici, ma anche amministrativo politico sugli obiettivi del piano, perché il piano degli interventi è un piano anche fondamentalmente di strategie e pianificatorie e amministrative, e quindi il Consiglio Comunale ha questo occhio di controllo e verifica attraverso l'adozione e approvazione di questa tipologia di piani urbanistici. Sì, passando all'articolo 5, ecco, mi ricollego a quanto ha appena detto l'architetto Sist. In effetti il passaggio in Consiglio è rispettoso di quel principio dell'autonomia locale che abbiamo voluto proprio fosse un punto saldo nel garantirla da parte appunto di questa nuova normativa. L'articolo 5, anche questo è stato un tema ampiamente dibattuto perché riguarda le destinazioni d'uso e prevede l'inserimento di un nuovo articolo del 42 bis sulla legge regionale 11 del 2004.
Sostanzialmente questo articolo, il 42 bis, che disciplina il mutamento della destinazione d'uso, riprende il 380 in maniera, praticamente i primi due commi sono uguali al DPR 380, nel senso che abbiamo voluto ripeterli, ma abbiamo voluto mantenere anche le stesse categorie di definizione per la destinazione d'uso, onde evitare appunto criticità poi interpretative. Allora, il primo comma si dice, ai sensi dell'articolo 23 ter del DPR 380-2001, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate, e abbiamo le 5 categorie: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale. Al comma 2 è riportato che ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 2 del DPR 380 del 2001, la destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di quell'articolo 9 bis, comma 1 bis del medesimo decreto. Al comma terzo invece partiamo con appunto la definizione puntuale. Anche in questo caso abbiamo voluto disciplinare il mutamento della destinazione d'uso proprio per andare incontro anche qui sia agli enti locali che ai privati che intervengono, peraltro in un periodo in cui, come si è detto prima, l'attenzione si è spostata, non si sta spostando dal quanto al quando, quindi è necessario poter intervenire rapidamente nei processi di sviluppo urbano ed edilizio, e così all'articolo, al comma terzo, siamo andati a prevedere che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10,1 lettera C, che appunto è sempre il ricorso al permesso di costruire in zona A, del decreto del Presidente della Repubblica 380-2001, il mutamento di destinazione d'uso da una all'altra delle categorie di cui al comma 1, che abbiamo letto prima, realizzato nel rispetto della disciplina dello strumento urbanistico. Allora, se connesso ad opere edilizie è soggetto al titolo chiaramente richiesto per le opere. Se realizzato senza opere edilizie è soggetto a SCIA, di cui all'articolo 22 del DPR 380 del 2001. Se realizzato senza opere edilizie all'interno della stessa unità immobiliare, quindi sullo stesso immobile e stessa unità immobiliare, per una superficie lorda di pavimento fino a 250 metri quadri, è soggetto a comunicazione di inizio lavori asseverata, ai sensi dell'articolo 6 bis del DPR 380 del 2001. Ecco, qui siamo andati ad individuare, a definire quali sono i titoli abilitativi appunto dell'intervento, cercando di agevolare il più possibile gli interventi rapidi. Ecco, anche qui siamo andati poi al comma quarto a definire un aspetto molto importante. Questo è stato ampiamente dibattuto oltre che in commissione anche in sede di consiglio regionale, che è relativo al punto B, ai cosiddetti standard. Allora, chiaramente a seguito di un mutamento di destinazione d'uso va versato il contributo relativo al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, se appunto eventualmente dovuti, e poi abbiamo previsto che siano garantito il rispetto degli standard. Garantiti come? Cioè diciamo a condizione che sia garantito il rispetto degli standard previsti dallo strumento urbanistico, salva la possibilità, qualora non siano reperibili gli spazi per eventuali ulteriori standard necessari a seguito della diversa destinazione d'uso e il Comune lo consenta, quindi anche qui riprendiamo la piena autonomia dell'ente locale, perché deve essere il Comune che lo consente, di prevederne la monetizzazione. I relativi proventi sono vincolati alla realizzazione dei medesimi standard su aree idonee esistenti nelle adiacenze immediate o su aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclopedonali protetti e con il sistema di trasporto pubblico. Ecco, con questo articolo sostanzialmente noi abbiamo, questo comma, abbiamo voluto dire che potrei avere un cambio di destinazione d'uso in cui io posso individuare gli standard intorno, ho delle aree, ho disponibilità e quindi faccio un intervento e individuo gli standard. Potrei avere un cambio di destinazione d'uso, potrei anche o non essere in grado o di non avere la necessità di prevedere gli standard perché sono già previsti nel piano, ci sono situazioni per cui sono già disponibili degli standard, per cui posso
con il comune, prevederne la monetizzazione, magari utilizzare standard già disponibili, oppure nel caso io non abbia gli standard e debba prevederli e il comune lo consenta, ne prevedo la monetizzazione vincolata all'individuazione su aree adiacenti o comunque su aree idonee di standard, per cui il comune con gli introiti dovrà realizzare gli standard che vengono monetizzati. Per cui in questo senso si è voluto dire benissimo, consentiamo in maniera rapida il cambio di destinazione d'uso, ma facciamo salvi gli standard per evitare appunto uno svuotamento anche della parte pubblica del centro urbano e comunque garantire anche i servizi. Ecco, che il comune consente la monetizzazione degli standard è anche da intendersi con il fatto che ci possono essere delle situazioni particolari per cui il comune li debba necessariamente richiedere, per cui lì si aprirà appunto una concertazione tra comune e privato. Anche in questo caso però la norma è chiaramente generale e poi ogni strumento urbanistico ha le sue specificità, per cui lì i singoli uffici tecnici poi dovranno calarla nella realtà territoriale che gestiscono. Poi passerei all'articolo 6, che commento sempre io. L'articolo 6, questo è un articolo particolare, nel senso che qui entriamo nel vivo delle criticità che ci sono state, riscontrate da molti operatori, ma anche dagli uffici comunali, riguardo in particolare al super bonus e agli interventi con detrazioni fiscali sui immobili esistenti. Allora, chiaramente rispetto agli anni in cui sono stati realizzati quegli immobili, ad oggi noi riusciamo, sia in fase di rilievo che in fase progettuale che in fase di controllo, gli strumenti sono completamente diversi. In passato ci trovavamo di fronte a fabbricati realizzati chiaramente con strumenti, progetti e tecniche diverse che presentano delle difformità. Questo tema è risultato particolarmente evidente con l'accesso agli atti fatto in quest'ultimo periodo proprio in vista del super bonus, con conseguenti problematiche sia per gli uffici tecnici, sia per gli operatori e i progettisti. Allora si è pensato di introdurre questo nuovo articolo, sempre secondo appunto il perimetro che secondo noi ci è dato dal 380 del 2001, e siamo andati a specificare proprio come trattiamo le piccole difformità in relazione a specifici interventi. Questo articolo 6 modifica sostanzialmente l'articolo 93 della legge 61 dell'85, che è ancora appunto in vita, norme per l'assetto e l'uso del territorio. L'articolo recita che alla fine dell'articolo 93 della legge 27 giugno 1985 numero 61 è inserito il seguente comma. Nei casi previsti dall'articolo 34 del DPR 380 del 2001, l'interessato può chiedere di eliminare le opere abusive mediante la loro demolizione nel contesto di uno degli interventi di cui l'articolo 3,1 lettere D ed E del medesimo decreto, a condizione che l'intervento sia conforme agli strumenti urbanistici ed eseguito entro un termine fissato dal Comune. La norma sostanzialmente si prefigge l'obiettivo di eliminare delle difformità su fabbricati esistenti, difformità rispetto appunto al permesso di costruire. In questo caso noi abbiamo introdotto questa specifica disposizione e l'interessato, mentre a normativa previgente, cioè prima doveva individuare la difformità, verificare come poterla sanare, individuare magari un intervento di abbattimento e poi individuare un progetto magari anche di ricostruzione. Quindi ci siamo detti, negli interventi di demolizione e ricostruzione di fatto noi le difformità le eliminiamo, per cui come altri abusi di fatto in questo caso la difformità viene eliminata. Per cui si dice, nel momento in cui ho un intervento ad esempio di demolizione e ricostruzione, quando demolisco, eliminando la difformità, poi ricostruisco secondo le disposizioni dello strumento urbanistico e è un edificio a posto, e un edificio che può beneficiare delle detrazioni piuttosto che dei bonus, perché è un edificio che è ricostruito secondo appunto il piano urbanistico vigente.
Abbiamo previsto un termine fissato dal Comune, perché chiaramente deve esserci un termine di abbattimento. Qui, come si può dire, in questo modo sostanzialmente l'obiettivo è anche quello di ripulire un po' il territorio di tante difformità e tanti abusi che magari tali alcuni non sono talmente piccoli, insomma, per cui ha un duplice vantaggio secondo noi: ha un interesse generale nell'andare appunto ad eliminare una serie di difformità e ha un interesse per il cittadino che può fruire così in modo agevole sia dei bonus e sia può intervenire velocemente. Ripeto, con un unico procedimento, quindi progetto di demolizione e ricostruzione, riesco ad attuare l'intervento. Ecco, su questo ci aspettiamo insomma che porti notevoli benefici e appunto vedremo anche se, perché è stata un po' una sfida l'individuazione anche di alcuni articoli, vedremo se anche a livello nazionale magari questo articolo e queste indicazioni potranno essere riprese. Già qualcosa comincia comunque a muoversi a livello nazionale, per cui confidiamo anche poi che anche altre regioni e il governo proceda. Difatti nella discussione, mi permetto di intervenire in questo articolo, consigliere, nella discussione sui tavoli romani di revisione del 380 si parla di questo dialogo sanante, no? E quindi chissà che, anzi c'è insomma la speranza che questo articolo possa rimanere. Articolo 7, questa è un'altra, come dire, importante passaggio e mi permetto di aggiungere, grazie al legislativo del Consiglio regionale, ai colleghi del Consiglio regionale, siamo riusciti a costruire sia per il precedente che per questo un articolo che avesse, come dire, fondamenta anche di legittimità. Ci è dispiaciuto dover riesumare in qualche maniera gli articoli della 61 che in parte, sapete benissimo, sono stati superati dalla 11/2004, però fondamentalmente tutta la parte relativa all'aspetto edilizio rimane ancora vigente e di conseguenza è proprio, come dire, la pietra d'angolo dove potevamo inserire tutte queste novità rispetto alle possibilità di attivare procedure anche di demolizione, ricostruzione e quant'altro. E in continuità con l'articolo 6 c'è questo articolo 7 dove viene inserito un nuovo articolo alla legge 61 dell'85, legge regionale, il 93 bis. Stato legittimato dell'immobile, tolleranze, che va un po' in continuità con le modifiche che l'anno scorso ci sono state del 380 con la legge 120 del 2020, ma che vanno anche in questo caso qua, come dire, a chiarire alcuni aspetti che insomma il Consiglio regionale ha ritenuto importantissimo come supporto agli operatori e anche agli uffici comunali. In attuazione dell'articolo 9 bis, comma 1 bis del decreto 380/2001, lo stato legittimo di immobili in proprietà o in disponibilità di soggetti non attuatori di variazione non essenziali. Faccio un breve inciso. Abbiamo ricevuto come direzione alcune, come dire, lamentele riguardo a questa doppia negazione non autori non essenziali, però io mi permetto di dire alle volte bisogna anche conoscere un po' l'analisi logica e la grammatica. Si parla di soggetti non attuatori e si parla di variazioni non essenziali. La negazione non è rispetto al uno solo, cioè solo al soggetto o solo alla variazione. Del resto, se il Consiglio avesse detto soggetti autori di variazioni non essenziali, non funzionava assolutamente l'articolo. Quindi va letto proprio come soggetti non autori di variazioni non essenziali, anticipiamo risalenti ad epoca anteriore al 30 gennaio 77, sapete che 1977 abbiamo avuto la famosa legge Bucalossi, data di entrata in vigore appunto della legge 10, e dotati di certificato di abitabilità o agibilità, coincide con l'assetto dell'immobile al quale si riferiscono i predetti certificati, fatta salva l'efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi.
Questo è, diciamo, riguarda appunto quegli edifici e la norma è appunto realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 10 e serve ed è indispensabile, si ritiene, ai fini della chiarire lo stato di legittimità di un immobile, specie in applicazione del superbonus. Quindi si è voluto con questo comma proprio chiarire aspetti, anche solo aver citato il certificato di abitabilità e di agibilità. Noi per lunghi periodi abbiamo avuto la differenza tra agibilità e abitabilità, oggi siamo arrivati all'agibilità e basta. Quindi abbiamo voluto veramente come dire, leggere tutto il percorso anche amministrativo e di evoluzione della norma statale. Mi preme anche ricordare che appunto noi, non avendo una legge regionale sull'edilizia, ma come altre regioni perseguiamo diciamo l'applicazione correttamente del 380, ecco che ci è parso opportuno, al Consiglio regionale è parso opportuno proprio fare questa disamina dal 77 a oggi anche della definizione di tutti i procedimenti riguardo all'edilizia. Il secondo comma diciamo, è stato anche questo molto dibattuto in seconda commissione e anche in consiglio, proprio perché qua è una forzatura ulteriore che il Consiglio ha voluto comunque approvare per poter dare agli operatori di settore e agli uffici locali, tecnici comunali, uno strumento per poter, come dire, bypassare problematiche che ancora lo Stato non ci permette di poter attuare, che è proprio quella di riuscire ad intervenire in immobili che sono stati realizzati in zone esterne ai centri abitati, e questo è fondamentale, quindi facciamo salvi i nostri centri abitati e facciamo salve anche le zone di espansione, ma in anni in cui in effetti i piani regolatori non erano così come dire numerosi, avevamo pochissimi comuni, quindi in epoca anteriore al 1° settembre del 67 è attestata dall'assetto dell'edificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato. Adeguatamente documentato, direi che il 380 con il novellato articolo 9 bis dà chiaramente gli indirizzi di cosa vuol dire adeguatamente documentato, quindi diciamo che il riferimento alla norma statale è abbastanza chiaro, non assumendo l'efficacia all'eventuale titolo abilitativo rilasciato anche in attuazione di piani, regolamenti o provvedimenti di carattere generale comunque denominati di epoca precedente. Non è che un operatore prende il titolo abilitativo e lo butta via, ma il titolo abilitativo in alcuni, forse molti casi rispetto a questi vecchi edifici, non sempre, fatalità, corrisponde allo stato di fatto, ma perché sappiamo benissimo che alcune licenze rilasciate 40-50 anni fa, ahimè, portavano elementi molto generici. Non siamo come oggi o come anche 20 anni fa, dove abbiamo elementi stereometrici chiari, precisi, che sono inseriti nella documentazione cartacea a corredo dei procedimenti in termini di edilizia. Avevamo, scusatemi proprio la semplicità, 4 strisci sopra, 4 linee sopra un foglio di carta. Effettivamente il più delle volte questi disegni non venivano rispettati, pur però avendo comunque un edificio che peraltro magari aveva anche all'epoca ricevuto l'agibilità. Per cui ci sono queste situazioni dove, se effettivamente ci sono delle difformità e il titolo abilitativo, quando anche dotato di abitabilità, non è conforme all'edificio esistente, se viene
come dire, attestato, ma questa attestazione è onere ovviamente del richiedente. Quindi questo è un lavoro che non devono fare gli uffici tecnici, mi preme sottolineare questo particolare, è il richiedente, è il proponente che deve attestare e dare tutta una serie di validi elementi al fine di dimostrare la legittimità o comunque lo stato di fatto di un edificio. Quindi è questo un percorso sicuramente importante, anche pesante, però diamo la possibilità ai richiedenti, i proponenti, i cittadini interessati di poter anche dimostrare come dire, lo stato dei luoghi rispetto a dimostrazioni che devono recuperare nel tempo, naturalmente. Cioè, non è che possiamo avere 2 foto di 5 anni fa rispetto a un edificio del 1966. Deve esserci una dimostrazione che all'epoca anche nelle modifiche ci sono tutta una serie di documenti che possano attestarlo. Noi pensiamo che questo sarà un comma molto, come dire, controverso, però ribadisco, era importante anche cominciare a sfondare alcune situazioni tali per cui anche il superbonus non ha il successo sperato. Noi abbiamo uffici tecnici comunali che chiamano spesso in direzione perché sono ormai allo stremo per la quantità di pratiche edilizie che rimangono anche là nel limbo, proprio perché non c'è modo di, come dire, procedere e poter dare una risposta positiva, mi viene da dire, al cittadino, al richiedente. Questi sono piccoli elementi a pro di questo risultato. Quindi diciamo che il Consiglio regionale qua, dopo un lavoro abbastanza impegnativo, ha cercato appunto di dare questa opportunità. Sì, passando all'articolo 8, che è un articolo abbastanza semplice, quindi senza darne lettura lo commento direttamente, è un articolo con il quale noi abbiamo voluto sotto, diciamo, anche la segnalazione sia da parte dei comuni, in quanto il comune è sempre titolare di una possibile concessione di suolo verso terzi ed è l'unico, insomma, titolare in quanto proprietario. E dall'altra parte anche penso all'ANCE o ad altri che sono intervenuti nella fase di consultazione, perché capita che degli interventi, specialmente quelli legati al superbonus, siano previsti in fregio ad area pubblica e quindi non ci siano gli spazi. Allora con questo articolo, proprio per agevolare l'esecuzione degli interventi relativi al superbonus 110, la norma introduce nella legge regionale 21 del 1996 un nuovo articolo, il 2 bis, che consente sostanzialmente ai comuni, permette ai comuni di consentire l'eventuale occupazione gratuita di suolo pubblico nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali. Questo chiaramente abbiamo inteso disciplinarlo in modo da dare uno strumento all'ente, che quindi ha comunque un riferimento e che diventa una possibilità per chi interviene. Abbiamo stabilito che nel fare questo non sia pregiudicata la rete delle opere di urbanizzazione, chiaramente nel sopravanzare magari dell'edificio con l'isolamento, siano assicurate la sicurezza della circolazione veicolare pedonale, nonché l'accessibilità e la percorribilità dello spazio pubblico, specialmente alle persone con disabilità. E si è previsto che lo spessore appunto del sopravanzamento sia massimo di 15 centimetri e che però nel caso sia prevista la demolizione e ricostruzione, che invece la demolizione e ricostruzione dell'edificio avvenga insomma a confine, perché appunto intervenendo con la demolizione uno chiaramente deve adeguarsi alle proprietà. Ecco, resta chiaramente impregiudicato comunque l'autonomia locale nel fare altre operazioni, se questa è
un'indicazione che diamo per casi specifici, poi chiaramente il comune è il titolare della proprietà. Articolo 9, direi abbastanza si traduce da sé, nel senso che viene apportata una modifica alla legge 24, norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt, prevedendo l'aggiornamento dei riferimenti legislativi al codice dei beni culturali e del paesaggio e quindi la possibilità di fruire automaticamente del procedimento abbreviato in caso vi sia già l'autorizzazione paesaggistica. Qua mi permetto solo tecnicamente di fare un riferimento rispetto comunque all'impostazione di tutta questa legge regionale 19. È ovvio che è fatto salvo il rispetto del decreto legislativo 42/2004 e delle procedure in esso contenuto per qualsiasi tipo di intervento. Passo con l'articolo 10. Anche qui c'è una, come dire, la volontà da parte dell'amministrazione regionale di agevolare l'esecuzione di tutti quegli interventi previsti in questo caso dalla legge regionale 14/2019 Veneto 2050. Quindi c'è un continuo, come dire, ripresa e sottolineatura da parte del Consiglio regionale rispetto alle attività e alle leggi precedentemente e comunque approvate negli ultimi 5 anni. Quindi, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11, gli interventi sugli edifici esistenti, di cui all'articolo 6 e 7, sempre di Veneto 2050, qualora ricadano in uno o più ambiti territoriali assoggettati a piano urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, in questo caso PRG o PI per i comuni che si sono adeguati, possono comunque essere assentiti con permesso di costruire di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente 380 o con segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 23 sempre del 380 in presenza delle principali opere di urbanizzazione e previa deliberazione del Consiglio Comunale che si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo. È una procedura che sembra un po', come dire, complicata, però in realtà permette di poter intervenire in quegli ambiti che sono soggetti a piano urbanistico attuativo, che per X motivi che noi conosciamo e anche no, non partono perché ci sono troppi proprietari, perché non c'è l'interesse, per una serie di motivi, ma all'interno dei quali noi possiamo avere ambiti di piano urbanistico attuativo e possiamo avere edifici esistenti che però non possono essere, come dire, oggetto di interventi anche rispetto alle nostre leggi regionali perché sarebbero oggetto comunque in primis di piano urbanistico attuativo. E quindi questo, come dire, è un laccio che un po' non permette anche il recupero di quegli edifici che noi troviamo in queste circostanze, in questi ambiti, diciamo. Ecco che sempre fatto salvo, ecco perché c'è la delibera di Consiglio Comunale, sempre fatto salvo la volontà da parte dell'ente locale di attivare queste procedure di cui alla legge Veneto 2050, è possibile che si possa intervenire a prescindere da un piano urbanistico attuativo, salvo naturalmente la verifica delle opere di urbanizzazione, perché è inutile che interveniamo in mezzo a un'area dove non abbiamo il minimo dello standard rispetto alle infrastrutture viarie e anche ai sottoservizi. Per cui in questo caso qua la deliberazione del Consiglio Comunale non è tanto per appesantire un procedimento, semmai per snellire quello che è un procedimento di PUA e andare a individuare con un'unica delibera l'effettiva possibilità di prescindere anche rispetto all'esistenza degli standard e delle opere di urbanizzazione. Anche questo è un passaggio, come dire, molto importante perché
nello sviluppo, anche dopo l'approvazione da parte della Giunta e con il parere della seconda commissione della circolare Veneto 50, di Veneto 2050 di qualche mese fa, appunto erano riuscite da parte di alcune amministrazioni delle richieste rispetto a questi interventi, e quindi il Consiglio regionale ha opportunamente diciamo chiarito e interpretato, potendo appunto dare questa ulteriore possibilità. L'articolo 11 è un po' la news, diciamo, rispetto anche a degli strumenti di tipo proprio concreto che il Consiglio ha dato come onere ed onore alla Giunta regionale, cioè quello di prevedere uno strumento di calcolo del contributo di costruzione. Contributo di costruzione si intende naturalmente il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, ma questo è ovvio, però insomma alle volte è giusto anche sottolinearlo. Qua andremo a operare con come direzione, con anche la direzione ICT azienda digitale, sempre dell'amministrazione della giunta regionale, proprio per cercare di, come dire, compensare quelle diverse interpretazioni rispetto al calcolo che abbiamo anche tra comune e comune. Cercheremo però innanzitutto di, come dire, fare una prima verifica di quali sono le modalità che alcuni comuni che prenderemo ad esempio, con i quali cercheremo anche di avviare un colloquio e un incontro per poter capire quali possono essere quegli elementi per poter definire uno strumento univoco proprio per il calcolo del contributo di costo di costruzione. Le ultime due norme direi che si commentano da sole. Sì, le ultime due, prendo solo parola in chiusura, le ultime due norme, una finanziaria e l'entrata in vigore, insomma una prevede un impegno di 30.000 euro di spesa e l'entrata in vigore appunto della legge è già avvenuto. Aggiungo solo un'ultima cosa che intanto ringrazio l'assessore, ringrazio la Camera di Commercio di Rovigo per l'opportunità di oggi. Ringrazio anche chi sta promuovendo, si sta occupando di questa legge, penso anche a Veneto Ius che ha fatto, Italia Ius che ha fatto un primo incontro tra addetti ai lavori interno, ma anche agli ordini che oggi ci ascoltano. Ma è anche importante che ci sia un'interpretazione comune, cioè visto che sono norme di portata generale, visto che sono norme anche innovative rispetto alla normativa nazionale, se tutti abbiamo lo stesso modus operandi siamo anche più forti chiaramente rispetto all'esterno, per cui un appello anche a lavorare assieme e a costruire assieme anche un percorso condiviso. Grazie. Bene, grazie. È stato, diciamo, svolto un excursus che direi abbastanza approfondito e commentato. Naturalmente tutto l'incontro è registrato, pertanto sarà fruibile nel corso della consultazione web. Io invito ancora e chiedo venga messo in sovraimpressione l'indirizzo mail al quale poter formulare i quesiti a fronte dell'esposizione che c'è stata. Chiedo se può essere messo in sovraimpressione. Si vede? Sì, eccolo. Regione ci sono, non si legge, ecco, pianificazione territoriale @regione.veneto.it. Chiaramente questo per noi è un momento di confronto importante anche per poi realizzare tutte quelle risposte che costituiremo attraverso la creazione di FAQ che saranno consultabili da tutti i soggetti interessati. Ringrazio veramente i relatori, ringrazio ancora il pubblico presente, vedo collegi dei geometri, vedo tecnici, funzionari e imprenditori del settore dell'immobiliare e ordini professionali, e quindi per noi questo sicuramente deve essere uno strumento che va nella direzione di un obiettivo comune.
Se non ci sono interventi da parte di Silvia o Marco, io direi che la volontà è quella poi di continuare su questa strada. Abbiamo una legislatura davanti che, come ha detto bene la Presidente Rizzotto prima, non dovrà rappresentare solamente un momento di fare nuove leggi, ma anche di riuscire a migliorare la normativa esistente, coordinarla con quelle che sono le esigenze mutevoli del settore e naturalmente con quella che sarà la normativa nazionale. Pertanto questo sarà un lavoro di manutenzione che come Giunta proporremo e insieme al Consiglio cercheremo di portare avanti dando il maggior supporto possibile in termini di confronto, di implementazione di quelle che saranno le norme regionali con le esigenze del settore. Grazie ancora, ultimo ringraziamento alla Camera di Commercio, a tutto lo staff che ha permesso questo webinar e naturalmente anche la mia struttura. Buon lavoro e un saluto a tutti.